Buongiorno e benvenuti al meteo di Che tempo fa. Vediamo ora l'aggiornamento di domani sulla nostra penisola. L'estate è in stand-by con piogge non soltanto al settentrione, ma vediamo nel dettaglio al nord. Cielo parzialmente nuvoloso su Piemonte ed Emilia-Romagna, nubi in addensamento con piogge più o meno intense sulle restanti regioni. Le temperature rimangono comunque stazionarie. Scendiamo al centro, nuvole pomeridiane sul Molise, prevalentemente nuvoloso sulle altre regioni con deboli precipitazioni isolate. Temperature stabili o in lieve calo con le minime che scendono fino a 11 gradi e le massime ferme a 24. Al sud cielo coperto con piogge anche abbastanza intense sulla Campania. Prevalenza di sole con qualche nube sparsa sul resto del settore. Temperature in diminuzione, massime a 29 gradi e minime ferme a 13 in Basilicata. Diamo uno sguardo alle isole. In Sicilia troviamo alta pressione che resiste e determina cielo nel complesso soleggiato, le temperature sono nel complesso stabili con le massime a 27 gradi. In Sardegna tempo nel complesso stabile con cielo parzialmente nuvoloso, temperature anche qui in calo. Vediamo i venti di maestrale ponente da nord-ovest fino a tesi sul versante occidentale, da deboli a moderati in attenuazione su quello orientale della penisola con il Mar di Corsica agitato e gli altri mari da poco mossi a molto mossi. Grazie per essere stati con noi, rinnoviamo l'appuntamento a domani, buona giornata!